Sulla vicenda degli autovelox danneggiati intervengono anche due figure istituzionali che hanno però ben chiaro il punto di vista dei sindaci. Il deputato Alberto Stefani, segretario veneto della Lega, che è tuttora sindaco di Borgoricco. Seppur questi atti vandalici siano da condannare, credo che sia fondamentale ascoltare il disagio dei cittadini sulla tematica degli autovelox. L'Italia è il paese che ha più autovelox d'Europa, 11.000 rispetto ai 4.000 della Francia e ai 5.000 della Germania. Segnale che un abuso di questi strumenti c'è stato, bene la stretta, bene i limiti a questi strumenti e credo si debba andare nella direzione di misure prevenzionistiche, quindi di postazioni che funzionino soltanto con gli appostamenti della polizia locale e magari con un utilizzo di questi strumenti soltanto in alcuni orari della giornata. Spesso gli autovelox colpiscono persone che vanno al lavoro e noi questo non lo possiamo permettere. A mediare tra condanna del gesto e disagio dei cittadini ci prova Elisa Venturini, vicepresidente veneta dell'Associazione dei Sindaci, ma anche a sua volta primo cittadino per 2 legislature di Casalserugo. I sindaci condannano questi atti di vandalismo che si verificano sul territorio, però dall'altro lato ci rendiamo conto che viene manifestato dai cittadini un disagio, di fronte al quale quindi una riflessione va fatta. Insomma, gli autovelox devono essere installati dove effettivamente servono e non per fare cassa. Ed evitare quindi poi quelle situazioni che creano quel malcontento da parte dei cittadini che poi possono sfociare in atti, come abbiamo visto, di vandalismo. A questo punto di vista ANCI con ACI, con prefetture può fare una valutazione proprio per capire come procedere al meglio.